Non è stato un fine settimana facile per la Fenice Venezia Mestre, che ha dovuto rinviare il derby con il Villorba in programma sabato 14. Ma andiamo con ordine. La società veneziana aveva comunicato giovedì scorso tramite i propri canali il rinvio della suddetta partita, per via della sospensione delle attività della prima squadra, a causa di sintomi simili influenzali che ne avevano colpito un membro. Si ipotizzava un derby recuperato nelle giornate di martedì o mercoledì della settimana successiva, qualora il test molecolare dell'atleta ne avesse evidenziato la negatività. Ahimè, tutta teoria. È stata riscontrata invece la positività e quindi tutto il gruppo squadra in isolamento fiduciario a partire da sabato, in attesa di sottoporsi al giro di tamponi. Il match con il Villorba è quindi rinviato a data da destinarsi. La Fenice ha voluto comunque sottolineare, nel comunicato di sabato, che l'atleta risultato positivo sta bene e non presenta più sintomatologie di alcun tipo. In attesa di conoscere i futuri sviluppi in casa Fenice Venezia Mestre, è evidente come la situazione nel girone A di Serie A2 sia fortemente preoccupante, dato che nell'ultimo turno non si è disputato nemmeno uno dei 6 match in programma ed ancora più specie fanno i soli 9 incontri disputati sui 30 totali che alla quinta giornata sarebbero dovuti andare in scena.